70 carabinieri impegnati per quasi 24 ore nel controllo delle zone più calde della città. I militari del comando provinciale di Vicenza, infatti, sono stati impiegati in un servizio straordinario di controllo, con l'aggiunta, rispetto alle normali attività, di personale in abiti civili e di un elicottero del nucleo di Belluno che ha fornito supporto aereo. In questo modo i militari hanno potuto battere contemporaneamente le zone più degradate del centro e le cosiddette piazze di spaccio. Sono stati effettuati posti di controllo lungo le strade e durante le ore serali e notturne sono inoltre stati effettuati controlli con l'utilizzo dell'etilometro e del personale in borghese. Due esempi: un 37enne nigeriano è stato fermato in Campomarzo in flagranza di spaccio. In Italia senza fissa dimora e irregolare, già noto alle forze dell'ordine, aveva 8 dosi di cocaina e denaro contante ritenuto provento della vendita di droga. È stato trasferito in carcere. Un nigeriano di 33 anni invece è stato notato muoversi con aria sospetta e controllato e si è scoperto che doveva scontare una pena di 2 anni per spaccio, reato commesso in Toscana. E poi un'auto che ha forzato un posto di blocco a Vicenza Est, inseguita dalle auto dei carabinieri e fermata in zona industriale. Alla guida un veneziano 25enne con un tasso di alcol nel sangue più del doppio del consentito. In totale 30 le auto controllate e molte le sanzioni per non aver rispettato il codice della strada.